pizza Christmas Deluxe, la pizza aggrega Natale, esalta il gusto con delle serate in particolare. Di cosa si tratta? È una manifestazione organizzata dalla Presidenza Provinciale della ICS che ha avuto questo lampo così, per me è un'occasione importante nella quale noi ci stiamo ritrovando, aggregando e integrando, perché qua ci sono tanti artisti, perché l'arte bianca è sempre per me tra le arti più belle, perché di tutto si può fare meno tranne che del pane, della pizza e perciò anche di tanti derivati. La ICS ha voluto organizzare, è stata anche una volontà fortissima di Gaetano Ravanà organizzare questa serata, dove abbiamo voluto coinvolgere gli artisti. Per me sono artisti, oltre che sono pizzaioli, ci sono anche altre persone che si occupano di altri ambiti della gastronomia, dalla birra artigianale alle conserve, anche alla pasticceria per esempio, ma ci sono tante altre espressioni del nostro territorio. Noi vogliamo da un lato promuovere quelli che sono questi lavori importanti, questi lavori che hanno sicuramente un diretto contatto con quello che è il turismo. E io dico sempre ai giovani: quando fate le scuole professionali fatele bene, perché questo vi può dare da lavorare, da mangiare, ma non solo, ma può identificare una provincia che è bellissima, quella nostra, nella quale ci sono tanti prodotti importanti, e questi prodotti, se siete bravi, riuscite a trasformarli in cibo, in buon cibo, che non è cosa semplice. E poi dall'altro lato quello che noi vogliamo è far conoscere il gusto ai meno appassionati, il gusto dei sapori nostri, che talvolta noi tendiamo sempre per uno spirito di esterofilia a mettere da parte. Riempiamo McDonald's e Burger King, però poi ci scordiamo di mangiare una buona pizza. Ci vuole tutto nella vita. E chi, quando e dove può venire a trovarvi? Allora, noi abbiamo la sede in via Giovanni XXIII, perciò ad Agrigento, al numero 52, lì può essere sicuramente accolto e darci degli spunti, delle idee. Noi siamo ben felici di ascoltare, di proporre nel territorio iniziative. E il Pizza Fest? Allora, per ora noi siamo all'Hotel Acrabello, al Villaggio Mosè, siamo stati ieri, siamo oggi, lo saremo pure domani, perciò fino a giovedì noi abbiamo questa iniziativa che è dalle 7 di sera fino a mezzanotte, fin quando noi decidiamo di stare assieme, e per ora abbiamo deciso di stare tanto assieme. La pizza è un prodotto d'eccellenza, identifica l'Italia e la bontà. Come si distingue una buona pizza? Allora, una buona pizza si distingue come elemento principale, si basa sulla lievitazione, sulla lavorazione della pizza, e poi ci vuole palato e deve essere proprio il soggetto a dire se la pizza è buona o meno. Ingredienti di qualità? Di qualità, certo, gli elementi di qualità già fanno una buona pizza, certo. Giovanissimo, a 16 anni, hai deciso di intraprendere l'attività di pizzaiolo, come mai? Sì, diciamo che sono nato dentro la pizzeria perché ho iniziato da piccolissimo, poi ho visto i miei fratelli, i miei zii che facevano la pizza e mi è diventata una passione in più, e ho deciso di fare prendere questo lavoro. Diciamo che già il futuro ce l'ho perché abbiamo una buona attività. Hai studiato per fare? Sì, studio, la mattina vado a scuola e la sera in pizzeria, la scuola alberghiero di Favara. Anche qui c'è un altro aspirante pizzaiolo, sì. Da quanto tempo e cosa ti aspetti da questa professione? Allora, buonasera, faccio il pizzaiolo da quasi 8 anni. Da questa professione ormai mi aspetto di tutto, perché il livello della pizza è arrivato a un livello molto altissimo, a livello di qualità, di visibilità, di lavorazione. Oggi vanno forte anche le pizze gourmet, che sono molte richieste dai clienti, quindi con mio fratello, con la mia famiglia ci stiamo attrezzando per portare avanti questa novità, questa pizza gourmet, e niente, oggi ci troviamo qui presenti grazie a Gaetano Ravanà che ci ha invitati, e a noi piace fare molto questi eventi sulla pizza, e oggi ci troviamo qua a fare degustare le pizze nostre, e dopo faremo delle pizze gourmet. Io produco zafferano ad Aragona, sono ormai 8 anni che mi sono appassionato di questa spezia, che è la spezia in assoluto.
e viene denominato oro rosso perché ha anche un valore, oltre ai valori salutistici dello zafferano stesso, ha anche un valore economico molto importante. Ora da quest'anno abbiamo cominciato anche una produzione a valore aggiunto, aggiungendo lo zafferano ai prodotti locali, quindi tutto chilometro zero, tutte conserve senza nessun tipo di conservante.